Buonasera a tutti, spero che mi sentiate senza microfono, altrimenti mi devo spostare, comunque penso di sì perché vedo che in fondo annuiscono, mi ascolto benissimo. Allora, grazie di essere presenti. Prego. Non si sente perché si stavano muovendo. Ecco qua. Benissimo, allora mi devo mettere qui davanti per evitare di rovesciare tutto. Sì. Ecco, quindi questa sera c'è questa presentazione di questo libro di Italo Svevo, Racconti Muranesi, a cura del professor Antonio Trampus di Ca' Foscari, che presenterà insieme al nostro socio, dottor Zagonel. Prima di passare alla presentazione, però, il nuovo assessore, dottor Enrico Padoan, vorrebbe fare un saluto. Ti passo questo aggeggio. Magari provo a urlare, mi sentite? Mi sentite in fondo? Provo un po' a tenere, ancora c'è un po' di voce, ma tranquillo. Allora, grazie mille al Circolo Vittorio Emanuele di Ricerche Storiche per questo evento che vede due ospiti di eccezione, il professor Trampus di Ca' Foscari, il professor Zagonella. È un'iniziativa su un testo che appunto è stato curato, poi integrato nei documenti inediti e appunto curato, l'edizione curata dal professor Trampus, che trovo davvero una chicca all'interno della produzione sveviana, nel senso che io ho una formazione da scienziato sociale e qui abbiamo secondo me molto in termini di contesto storico che poi insomma il professor Trampus sicuramente, il professor Zagonelli sicuramente illustreranno. Abbiamo uno spaccato di una Venezia particolare, perché è una Venezia che non è la Venezia che conosciamo oggi, questa città un po' senza animo, non luogo, diciamo così, in termini di massificazione, gentrificazione. È una Venezia storica, è una Venezia però industriale, una Venezia, diciamo così, ancora legata a una produzione di tipo legata agli opifici, a piccoli opifici, ma in questo caso abbiamo una sorta di multinazionale dell'epoca, nel senso che è ambientata insomma, racconta anche dell'esperienza biografica da parte di Svevo all'interno di una fabbrica di vernici, appunto multinazionale perché la sede principale era a Trieste, al tempo parte dell'impero austro-ungarico, e ci racconta, diciamo, in questo volume Svevo, ovviamente non solo questo, però in termini di contesto direi sociologico, un momento davvero particolare e probabilmente anche molto poco conosciuto, su cui magari non siamo nemmeno più abituati a riflettere, cioè su che cos'era Venezia prima degli ultimi decenni, su qual era l'anima, su quali erano le caratteristiche di isole che vivevano in condizioni attraverso anche stratificazioni sociali totalmente differenti da quelle che siamo ormai abituati da molti anni ormai a conoscere. Pertanto credo davvero si tratti di un'opera che può raccontarci tanto direi in termini anche di confronto col presente, ma anche, ripeto, in termini di curiosità, al fine di permetterci la conoscenza appunto di una storia probabilmente che non ritornerà, ma che è, ripeto, molto poco conosciuta e che merita di essere riscoperta. Per cui credo davvero, al di là poi degli illustri ospiti, e quindi già di per sé si tratta di un evento importante, uno dei tanti organizzati dal circolo, credo davvero si tratti di un tema, almeno a mio modestissimo avviso, estremamente interessante, e quindi auguro a tutti un buon ascolto, ovviamente porto i saluti dell'intera amministrazione comunale. Grazie ancora. Grazie. Allora, due parole. Proviamo a leggere i Racconti Muranesi come un'autobiografia e non solo come una finzione letteraria. Svevo ci fornisce tutta una serie di indizi che permettono di ripercorrere i suoi passi, di riconoscere i luoghi, di identificare le persone. Adesso sentiremo dal professor Trampus, perché questo è un testo tuo, i contenuti di questo bellissimo lavoro. A voi la presentazione, grazie. Bene.
Bene, per inquadrare la problematica di Svevo a Murano bisogna partire dal 1899. Svevo ha 38 anni, o meglio Ettore Smith ha 38 anni e viene assunto dalla ditta dei suoceri, la ditta Veneziani, che produceva vernici speciali per antiossidanti di cui aveva un brevetto e esportava in tutta Europa. Precedentemente Svevo lavorava in banca malvolentieri e il fatto di essere assunto dai suoceri lo mise nella condizione di accettare seriamente questo lavoro anche come prova. Però aveva già scritto nel 1892 il romanzo Una vita e nel 98, quindi l'anno prima, il romanzo Senilità. Due romanzi che hanno passato, stampati a sue spese, che hanno passati inosservati non solo in Italia ma tutto sommato anche a Trieste. Per cui da questa delusione aveva pensato di non toccare più, di non scrivere più, di non mettersi più a scrivere racconti o romanzi. Entrato quindi nella ditta Veneziani, l'incarico fu quello di seguire per il momento la succursale di Murano. Però il proposito di non scrivere più era un proposito ufficiale che si era imposto, ma intimamente era di tutt'altro avviso. Scrive infatti nel suo diario il 10 ottobre 1899: io credo, sinceramente credo, che non c'è miglior vita per arrivare a scrivere sul serio che quella di scribacchiare giornalmente. Si deve sempre tentare di portare a galla dall'imo del proprio essere ogni giorno un suono, un accento, un residuo fossile o vegetale di qualche cosa che sia o non sia il puro pensiero, che sia o non sia sentimento, ma bizzarria, rimpianto, un dolore, qualche cosa di sincero. Anatomizzato è tutto e non di più, altrimenti si cade, il giorno in cui si crede di essere autorizzati a prendere la penna, in luoghi comuni e si travia quel luogo proprio che non fu a sufficienza diseminato. Insomma, fuori dalla penna non c'è salvezza. Inoltre ricordava a se stesso che era necessario registrare il vissuto e scribacchiare giornalmente. Questa era la sua condizione, diciamo, spirituale, nel momento in cui adesso il professor Trampus ci racconterà l'avventura di Svevo a Murano. Grazie mille Giampaolo, grazie a tutti quanti voi. È inutile, ma io lo ripeto sempre che sono felice di tornare qui a Vittorio Veneto e oggi raccontando questa avventura che è la storia di Italo Svevo, il romanziere che tutti quanti abbiamo studiato a scuola o almeno ci costringevano noi triestini a studiare a scuola per la famosa Coscienza di Zeno e questa storia psicanalitica dell'ultima sigaretta da fumare che non è mai l'ultima perché ogni volta si ricomincia a fumare e via dicendo. Quindi questo è stato anche un po' il punto d'avvio, perché l'anno scorso si è festeggiato in Italia il centenario della Coscienza di Zeno, pubblicata nel 1923. E siccome, come qualcuno sa, io sono un triestino che vive a Murano da molti anni, degli amici a Milano hanno detto: ma tu che stai a Murano, prova un po' a raccontarci qualcosa di questo Italo Svevo, che nella vita, lo accennava prima Giampaolo, che nella vita faceva tutt'altra cosa che lo scrittore. Anzi, mi è venuto in mente adesso sedendomi a questo tavolo, e non vorrei fare un paragone azzardato, no? Però se io vi dico che Italo Svevo era un dirigente d'azienda, che quindi era tutto il giorno in azienda, in fabbrica a lavorare, che scriveva alla sera in tutti i momenti liberi per potersi dedicare alla sua passione,
chi altro vi viene in mente se non Giampaolo Zagonella? E effettivamente però queste sono, diciamo così, delle esperienze di vita, no? Che ci fanno anche capire l'impegno, no? Che sta dietro alla nascita, in questo caso, di un'opera letteraria, e in particolare dietro la nascita della coscienza di Zeno, perché questa è la storia, in realtà, è la storia di come è nata la coscienza di Zeno, che è considerato uno dei capolavori della letteratura psicologica, psicanalitica europea del Novecento. E questa coscienza di Zeno è iniziata come valvola di sfogo attraverso degli appunti, dei manoscritti, delle riflessioni che Italo Svevo scriveva alla sera sui fogli a quadretti con cui si facevano i conti in fabbrica, e quindi alla sera, quando finalmente era libero, poteva scarabocchiare su questi fogli e fare degli esperimenti di scrittura. Ha detto prima bene Giampaolo che aveva già pubblicato 2 romanzi che noi consideriamo importanti, ma li aveva pubblicati a proprie spese e non erano circolati, quindi non era famoso come scrittore e non era considerato neanche in famiglia, e questo è l'aspetto più tragico, o se volete più tragicomico, di tutta questa vicenda, perché per sbarcare in lunario era stato costretto da una terribile suocera, e questo è uno dei pochi casi in cui il senso della parola suocera evoca presenze ingombranti. Aveva questa suocera che era la proprietaria di fatto di una importantissima fabbrica di vernici, che era la fabbrica di vernici veneziani, che esiste tutt'oggi. Ha trasferito la sua sede a Genova ed è da sempre specializzata nella preparazione di vernici sottomarine, no? A protezione della carena, no? delle navi. Ma qual è diciamo, l'elemento particolare, esotico di questa vicenda? Uno è il fatto che la casa madre stava a Trieste, impero austro-ungarico, e aveva bisogno però di intercettare le commesse della Marina Militare Italiana, il cui cantiere, chiamiamolo così, più vicino era l'Arsenale di Venezia. Quindi per poter intercettare queste commesse decidono, oggi la chiameremo una delocalizzazione, no? Quindi di aprire una succursale sull'isola di Murano. E questo è il primo elemento interessante. Ma il secondo è ancora più intrigante, perché questa famosissima vernice non era brevettata, non era coperta dal segreto industriale, e quindi l'unico modo per mantenere, diciamo così, la proprietà all'interno della famiglia era quello di custodire nel modo più segreto possibile, rigoroso possibile, il segreto della composizione di questa vernice. E questo cosa significa? Significa che la formula la devono conoscere in pochissime persone. È un po' come la formula della Coca-Cola. Tutti la bevono, ma nessuno ha mai scoperto qual è il segreto della Coca-Cola. Hanno provato a imitarla. L'unica persona che sapeva quali erano gli ingredienti giusti per preparare questa vernice e qual era anche il momento giusto per miscelarli era la famosa suocera di Italo Svevo. E così questo poveretto, no, che lo vedete in questa diapositiva, proprio negli anni in cui si svolge questa storia, quindi è sposato, prima fidanzato, poi sposato con questa donna che era la figlia della Olga, della suocera, ok?
con una bambina piccola, che è questa qui, che era la Letizia Svevo, poi Fondasavio a Trieste, perché sposò uno di coloro che divennero i capi anche della Resistenza, e doveva ogni settimana, ogni 10 giorni, il povero Italo Svevo doveva abbandonare la famiglia e spostarsi con il piroscafo, qualche volta con la ferrovia, doveva spostarsi verso l'isola di Murano per controllare i lavori che venivano fatti, ma essere a sua volta controllato, perché non era mai solo, e c'era sempre anche la suocera che gli diceva: quando sei in fabbrica si lavora, quando sei in fabbrica non si scrive, quando sei in fabbrica non si fuma. Lui era un appassionato di violino, che era uno degli sfoghi che aveva a disposizione, portava sempre con sé il violino a Murano sperando di poter suonare, ma la suocera gli diceva: quando si lavora non si suona. E quindi gli restavano soltanto poche ore la sera per provare a scrivere, e viene a trovarsi così in quest'isola, nella quale per avventura sono andato ad abitare anch'io 25 anni fa, che è l'isola di Murano, che immagino qualcuno di voi sicuramente l'ha frequentata dalle gite scolastiche in poi, insomma, si arriva o la si incontra attraverso le fotografie, che vado un attimo su una fotografia più avanti. Qua si vede molto bene una fotografia dell'epoca di Italo Svevo, siamo all'inizio del Novecento, ecco, guardate quante ciminiere ci sono in quest'isola, perché siamo nel periodo in cui non esiste ancora Porto Marghera, e quindi Murano, insieme alla Giudecca, è la vera e propria zona industriale di Venezia. Possiamo anche immaginare perché, no? Un po' come aveva scelto la Repubblica. Vi ricordate, la Repubblica di Venezia sposta le fornaci del vetro a Murano già dal Medioevo, perché così allontana il pericolo degli incendi. Ecco. E la stessa cosa avviene quando nasce l'industrializzazione. Murano è periferica e quindi anche luogo adatto per portare i fusti di prodotti chimici, no? Necessari per fare le vernici di Italo Svevo, ma anche per la fabbricazione del vetro, che richiede la presenza di agenti chimici. E in quest'isola allora Italo Svevo comincia a scrivere racconti muranesi, che sono l'esperimento che porta alla coscienza di Zeno. Ecco il lavoro che ho fatto io, che poi chi avrà piacere di leggere potrà riconoscere, è sostanzialmente questo. I racconti muranesi sono una delle opere letterarie di Italo Svevo, anche di grande contenuto lirico, cioè sono dei bei racconti, e sono forse gli unici testi di Italo Svevo che descrivono momenti di vita vissuta, perché raccontano che cos'era la vita quotidiana della popolazione, che a Murano non era molto diversa da quella delle campagne dell'entroterra veneto, dove non c'era da mangiare, dove si facevano tanti figli, dove passavano le epidemie di tifo o anche di colera, era difficile trovare i medici, insomma la storia di un Veneto, perché questo era, no, tra fine 800 e inizio 900, che si entrava nell'industrializzazione, ma entrava anche con alti costi umani, diremmo noi oggi. E questi racconti di Italo Svevo sono gli unici testi suoi in cui emerge questo mondo, che è molto diverso dalla sua Trieste. Trieste era una grande città, era già una grande città, era la capitale marittima, no, dell'impero austro-ungarico,
il mondo veneto era qualcosa di completamente diverso, in cui lui si trova catapultato. Però è felice perché, e lo si vede sia dai racconti muranesi sia dalle lettere, perché quando la suocera poi va via, lui è finalmente solo. Può mangiare quello che vuole. Immaginatevi che questa suocera era talmente terribile che gli preparava anche il menù a casa. Ci sono degli amici che hanno pubblicato i ricettari di casa veneziani e lui aveva organizzata tutta la giornata, tutto quello che doveva mangiare. Pensate la gioia quando poteva arrivare qui e mangiare il baccalà mantecato o anche semplicemente un piatto di minestra e di polenta per cui andava matto. E poi descrive anche, e quindi il lavoro storico che vi dicevo, è stato quello un po' di usare una fonte letteraria con gli occhi della storia, no? Guardare come un testo di letteratura che noi possiamo incrociare sui banchi di scuola, no? E che ci viene raccontato attraverso dei canoni estetici, in realtà è un documento e può essere anche un documento di carattere autobiografico. E questo è. I racconti di muranesi o racconti di Murano di Italo Svevo sono una specie di autobiografia. Pensate che addirittura si riesce a scoprire perché ha scritto poi La coscienza di Zeno e la storia dell'ultima sigaretta, per una ragione, se volete, anche banale, ma in realtà interessante. A Trieste a Italo Svevo piaceva molto fumare, come naturalmente era anche di moda, e a Trieste aveva la possibilità di comprare sigarette o tabacco di alta qualità perché tipicamente in un porto internazionale arrivava il tabacco da tutto il mondo. A Venezia e a Murano niente di tutto questo. Nelle lettere si vede che lui era costretto ad acquistare le sigarette nazionali, che erano di una qualità di tabacco estremamente bassa e quindi cattive. Quando lui comincia a scrivere quindi alla moglie, ho deciso di smettere di fumare, questa sarà la mia ultima sigaretta, oppure sempre da Murano scrive una lettera trionfante dicendo sono passate 96 ore dall'ultima sigaretta, sono temi che poi tornano nella coscienza di Zeno, ecco che racconta, no? Ci mostra come la coscienza di Zeno è un'autobiografia o il riflesso di un'autobiografia che nasce però da una situazione di necessità. E spuntano poi tra le righe anche tutta una serie di collegamenti inaspettati. Per esempio qualche collegamento che ha portato anche me, e qua lancio anche un assist a Giampaolo, a scoprire dei rapporti, delle relazioni che io onestamente non conoscevo e che non si riesce neanche poi a ritrovare facendo ricerche su internet, tra Svevo stesso e Vittorio Veneto. Vi mostro alcuni esempi. Questa è una fotografia, questa vi mostro prima, questa è Murano come è oggi, questa è la pubblicità della fabbrica di vetri, smalti, vetri, colori della Gioacchino Veneziani, che era il nome del suocero, ma poi la vera gerente, come vi dicevo, era la suocera, cioè la moglie, che si chiamava Olga. E questa è la fabbrica così come era all'epoca di Italo Svevo. Qui c'è una piccola, diciamo, storiella muranese, perché tutti erano convinti che questa fabbrica fosse scomparsa. Una quindicina d'anni fa, in memoria della fabbrica, avevano intitolato un campo a Murano al nome di Italo Svevo, e io invece, facendo un po' lo Sherlock Holmes come siamo abituati a fare, ho scoperto che la fabbrica esiste ancora ed è stata tra l'altro appena restaurata, perché
è destinata oggi all'esposizione di vetri. Una fabbrica che poi ha un destino curiosissimo, perché quando viene poi venduta dalla famiglia di Italo Svevo dopo la prima guerra mondiale, perché non ha più senso, Trieste è diventata italiana e non ha più senso avere due fabbriche che si fanno concorrenza, no, a breve distanza, questa fabbrica prima diventa un'azienda chimica e poi durante la seconda guerra mondiale diventa la sede, l'avete sicuramente sentito nominare, la sede di produzione della pilla che produce lì il Select, che è il concorrente, no, del Bitter, del Campari, e che la produce lì, quindi laddove Italo Svevo faceva le sue alchimie delle vernici, producendo lì vicino anche naturalmente le bottiglie di vetro che servono il Select per essere commercializzate. Questa è la fabbrica oggi. Ma c'è, questo è Murano ai tempi di Italo Svevo, quindi pescatori e povertà, però torno, scusate un attimo prima a quell'immagine che ho saltato, ecco, che è questa, che è una rara fotografia. Il signore seduto, con questo sguardo torvo e i baffi che vedete, è Italo Svevo, giovane, che si muove tra Trieste e Murano, e questo ragazzotto invece dall'aria spavalda con la bombetta sul ginocchio, seduto vicino alla macchina fotografica, è un pittore triestino che a Trieste ha anche una certa fama, perché è una delle sue opere sono dipinti di punta del Museo Revoltella, che si chiamava Umberto Veruda. Perché cosa succede? Perché Italo Svevo, anche per passare un po' il tempo, fa venire a Murano e ospita suoi amici che sono artisti come lui, mettiamola così, un po' spiantati e in cerca di successo, e tra questi c'è per l'appunto Umberto Veruda, che vedete qui ritratto in età matura, e che da Murano poi si sposta per dipingere squarci di Venezia o per andare a dipingere Burano, che è l'isola del Merletto, che a quell'epoca è considerata anche l'isola degli artisti, una specie di piccola Montmartre italiana. Quello che non tutti sanno però è che Umberto Veruda è anche colui che ha ritratto i genitori di Ettore Fender, che voi conoscete benissimo, ma anche perché è triestino, a sua volta trasferitosi qui a Vittorio Veneto. E allora io vi ho messo nel centro, quest'area doveva essere un personaggio, anche lui Ettore Fender, dallo sguardo, al centro, mentre al suo fianco sono i genitori ritratti da Umberto Veruda, all'epoca in cui poi si muoveva anche lui, perché è morto molto giovane Umberto Veruda, tra Trieste e Murano, e questi due quadri sono oggi qui a Vittorio Veneto alla fondazione Fender. E allora già questo in qualche modo così mi apriva l'idea, no, di scavare su qualche connessione in più tra Italo Svevo e Vittorio Veneto, e si scopre anzitutto che Vittorio Veneto è un luogo, ma adesso interverrai tu, era uno dei luoghi di villeggiatura di Italo Svevo, quando poi si allontanava da Murano e andava più all'interno del Veneto, e che qui a Vittorio Veneto conosce o viene conosciuto da un altro grande scrittore veneto, che è Giovanni Comisso, che vedete ritratto qui a sinistra. C'è documentazione, perché l'ha raccontato Giovanni Comisso molto più tardi, era molto più giovane di Italo Svevo, ma ha raccontato che ha conosciuto, incontrato e parlato con Italo Svevo proprio a Vittorio Veneto. Sì, l'incontro di Comisso con Svevo avveniva presso la casa De Carlo. De Carlo
subito dopo la Prima Guerra Mondiale ha acquistato la casa che poi oggi è la fondazione, ha dedicato alla Fondazione Minucci, e già all'inizio, negli anni 20-25, dopo la Prima Guerra Mondiale, era un ritrovo di intellettuali, artisti, e quindi il commisso veniva regolarmente presso De Carlo, e lì anche Italo Svevo sembra che sia passato per la casa di De Carlo, di Camillo De Carlo. Quindi c'è una connessione, bisognerebbe forse dalle lettere che sono ancora da esaminare presso la fondazione, diciamo, De Carlo, si potrebbe trovare delle connessioni anche con Svevo, qualche cosa, perché Svevo è morto nel 27 e quindi praticamente gli ultimi anni, quando era già abbastanza affermato come scrittore conosciuto, perché La coscienza di Zeno è del 23, e anche se subito non ha avuto un grande successo, però la critica, soprattutto internazionale, Crémier e Joyce, hanno fatto sì che anche la critica italiana si occupasse di Svevo. E uno dei primi che naturalmente ha descritto l'artista, cioè ha descritto come grande scrittore o ha insignito Svevo come grande scrittore, è stato Eugenio Montale, che aveva appena scritto Le ossa di Seppia, che è anche una poesia dirompente rispetto alla tradizione poetica di allora. Quindi Svevo è morto poco dopo il successo di Anni, ma questi 2 anni sono stati ricchi per lui di riconoscimenti che lo hanno in gran parte riparato di tutte le amarezze del suo passato di letterato. Aveva raggiunto una posizione economica felice e tutto, però a lui rimaneva sempre il fatto di non essere stato capace di essere riconosciuto come scrittore. E in effetti Svevo, la letteratura triestina era da sempre stata poco apprezzata dall'academismo italiano, perché anche se i triestini, tanti scrittori, da Silvio Benco ad altri, erano irredentisti, quindi guardavano verso l'Italia, però con una certa diffidenza l'academismo italiano guardava alla letteratura triestina, perché era intrisa di cultura tedesca. I triestini leggevano, anche Pagnini stesso, leggevano regolarmente i testi tedeschi. Il Svevo aveva letto e tradotto anche in italiano insieme a un amico Freud, aveva letto dal tedesco Schopenhauer, quindi praticamente era vista con diffidenza da parte della critica italiana questo portato, diciamo, di letteratura non austriaca, propriamente tedesca. E il riconoscimento di Svevo, quindi sì, è stato negli anni in cui è vissuto, quei pochi anni in cui è vissuto dopo la coscienza di Zeno, ma anche oggi è difficile riconoscere attraverso, diciamo, nella letteratura italiana la grandezza di Svevo. È più considerato uno scrittore a livello europeo perché non è nel filone, nella tradizione della nostra letteratura, è un po' avulso dal contesto. La psicanalisi è entrata tardi nella letteratura italiana, direi che quasi non è mai entrata. E a dimostrazione di questo ricordiamoci sempre che Italo Svevo è uno pseudonimo, non è il vero nome. Lui nasce Ettore Schmitz e poi si dà questo pseudonimo che vuole proprio raccontare questa vita a cavallo tra 2 culture, quella italiana e quella che è la cultura di elezione, la lingua in cui poi scrive, e quella tedesca da cui lui proviene e in cui ha fatto gli studi. Ma questa, diciamo così, questa ambivalenza, ma o comunque questo carattere mitteleuropeo che oggi abbiamo anche imparato così bene a riconoscere, a quel tempo non è invece così semplice da comunicare. Sì, il nome Italo Svevo suona bene perché abbiamo imparato a riconoscerlo, ma all'epoca
Italo, perché uno si chiama Italo e si chiama anche Svevo, è un mistero per tantissimi. Mentre invece non è forse un mistero il motivo per cui quando poi va, diciamo, in vacanza e va in vacanza in queste zone, sceglie di venire a Vittorio Veneto, perché sicuramente qui trova un clima molto più salutare dal punto di vista dell'ambiente, da un punto di vista anche della sanità, mettiamola in questi termini, di quello che invece c'è a Murano. In questo, i racconti muranesi, ho fatto accompagnare i racconti muranesi dalle lettere, veniva ricordato nella presentazione, nell'introduzione prima, dalle lettere che lui scrive alla moglie nei periodi in cui sta nell'isola. E in queste lettere, oltre a descrivere la situazione degli abitanti, eccetera, descrive anche qual è la vita quotidiana, che non è quella di uno che sta diciamo così, sul ponte di comando, no, dell'azienda e da lì dà gli ordini, è uno che deve sporcarsi le mani quotidianamente, ma lo deve anche fare in una situazione in cui non c'è all'inizio l'acqua potabile e la deve far portare lui, e la porta anche a beneficio della popolazione. È difficile trovare i medici quando ci sono delle malattie, e quindi lui si preoccupa, e qui viene fuori questa attenzione anche per il lavoro operaio, insomma, no? Di Italo Svevo, chiama il medico quando c'è bisogno, e poi combatte contro il caldo d'estate. Immaginatevi che non esistevano ovviamente i condizionatori, quindi il caldo e l'affa d'estate, il freddo e la nebbia d'inverno, e una ossessione almeno pari a quella delle sigarette, che è quella delle zanzare. E c'è una lettera estremamente divertente, perché non è soltanto una comunicazione, ma vi leggo questo piccolo passo che è proprio una prova di scrittura, no? Dal punto di vista lirico, e dice, e scrive alla moglie, è la sera del 4 settembre 1903, quindi 4 settembre è ancora un periodo di zanzare, no? Anche se non c'erano le zanzare tigre, ma era già così. E scrive alla moglie: siamo addirittura infestati di zanzare, ve ne ha di più qualità, di cui alcune cantano e altre no. Alcune sentono gli effetti dei zampironi e altre no. Ogni razza preferisce un'altra parte del mio corpo, e però il mio ombolo è in uno stato deplorevole. Così di giorno lavoro, ma di sera non vedo l'ora di non andare a letto, perché non appena mi rinchiudo nella mia stanza solitaria mi ritrovo molto, ma molto meno solitario di quanto vorrei. Quando io dico in letto, le zanzare urlano a tavola e sono pronte, tanto che scommetto che da che sono qui non russai in tutto più di poche ore. Pensa che quando faccio il bagno e metto un dito fuori dall'acqua, trovo subito pronta la bestiaccia alata che me lo addenta. Ne rido, ma è una disperazione. Ieri sera, per far tardi, andai da Pierino in osteria, perché poi se non c'è la sigaretta si consola andando a bere un bicchiere di vino. E quindi questa dimensione molto, molto umana ma molto vera, no? che in questo senso spero di essere riuscito a spiegare che i testi di letteratura possono essere letti anche come dei libri di storia, non c'è bisogno, non c'è sempre, lo dico contro il lavoro di chi fa la storia, ma non c'è sempre bisogno di andare su manuali di storia o su una cosa diciamo così dettagliata come sono i lavori accademici, basta prendere anche un racconto letterario, no? e lo si può leggere sotto questo punto di vista. Sì, c'è anche da dire che la corrispondenza, la partecipazione al sociale di Svevo è anche frutto
dei suoi studi in Germania. Lui ha letto Marx in Germania, dal tedesco, e si dichiara in famiglia un socialista, anche se non può apertamente dichiararsi socialista a Trieste, o socialdemocratico meglio, perché i socialdemocratici triestini hanno visti come filo austriaci. Quindi lui faceva in pubblico l'irredentista, in privato faceva il socialdemocratico. E la sua partecipazione ai problemi sociali o alla gente la si vede benissimo nei racconti di Murano, nelle lettere, come ha spiegato Antonio, nelle lettere alla moglie, questa profonda partecipazione ai loro bisogni e anche la capacità di volerli risolvere con l'acqua, portando anche un minimo di riscaldamento per l'inverno, perché le condizioni veramente dell'isola di Murano con l'epoca sono inconcepibilmente diverse da come la vediamo oggi. Oggi penso che a Murano si viva benissimo, vero? Sì, adesso ascoltandoti stavo proprio pensando a questa dimensione umana che per avventura proprio assolutamente per un caso sono anche riuscito, e chi vorrà leggere, a offrire, diciamo così, ridando vita alle persone che sono citate da Svevo nei suoi racconti. Perché? Allora, questi racconti muranesi sono il testo dei racconti, le lettere e un appendice in cui viene descritto questo lavoro di Sherlock Holmes, un po' andando all'indietro. E in questo lavoro di Sherlock Holmes, come l'ho definito, mi è riuscito di trovare i discendenti degli operai che avevano lavorato con Italo Svevo, ma in un modo un po' rocambolesco. Perché vi ricordate che vi parlavo del segreto della vernice? Per poter mantenere quel segreto, la ditta Veneziani aveva scelto di mettere in fabbrica degli operai fatti venire da altre parti del Veneto, non dei muranesi che avrebbero ciaccolato tra di loro e raccontato chissà che cosa, ma invece operai che venivano dalla terraferma, come li usano dire i veneziani, soprattutto della zona di San Donà di Piave e della zona a confine con il Friuli verso Polcenigo, in modo che non avessero nessun contatto, nessuna relazione immediata con gli abitanti dell'isola. E quando poi la fabbrica dopo il 1915 chiude, queste famiglie tornano nei luoghi d'origine. E così andando indietro come un filo d'Arianna, ho scoperto che queste famiglie, che poi hanno anche dato il nome a questi racconti, che queste famiglie, una di queste famiglie veniva proprio da San Donà di Piave, e come il problema è, come mi possono confermare gli amministratori comunali qui presenti, che se oggi chiami l'ufficio anagrafe e gli chiedi: ma scusi, abita uno che si chiama con questo nome in questa città o in questa via? Ti rispondono che per la legge sulla privacy non puoi dare nessuna informazione. Non esistono più nemmeno gli elenchi telefonici e quindi è praticamente impossibile. Lo storico si arrende e alza la mano. Ma non io, ma neanche tu. Ho fatto quello che avresti fatto tu, ho preso il telefono e ho telefonato al sindaco di San Donà di Piave. E io ho detto: senta sindaco, io ho questo problema, sto facendo sta ricerca, sto cercando qualche discendente di questa famiglia che si chiama, e dà il nome al racconto, Cimutti. Ho avuto la fortuna, perché poi i sindaci, gli amministratori comunali sono persone per bene e quindi capiscono l'intendimento che sta dietro, e mi risponde: ah, ma certo, conosco una signora che ha questo nome, il cui marito suonava nella banda cittadina, e mi mette in contatto.
E che cosa succede? Succede che io vado a casa della famiglia e quindi di quelli che sono i pronipoti degli operai citati, no? Citati qua dentro, e dico, guardate, io vengo da voi perché voglio capire, le persone citate non sono inventate come accade nei romanzi, sono persone realmente vissute. E questa signora mi guarda e mi dice, io devo ringraziarla perché scopro oggi perché mio padre si è sempre fatto chiamare per tutta la vita Italo, mentre il suo vero nome era Giovanni, e ho scoperto che si chiamava Giovanni solo dall'atto di morte, perché ero convinta che si chiamava Italo. E così è saltato fuori che queste famiglie che lavoravano intorno alla fabbrica, no? e come accennava prima Giampaolo, protette, no? Aiutate sostanzialmente dalla famiglia Veneziani, in segno di empatia, di amicizia, anche di gratitudine, no? Per le poche cose che potevano avere in più rispetto ad altri, cominciarono a dare ai propri figli i nomi della famiglia Veneziani, della famiglia di Italo Svevo. E quindi questi bambini, perché poi Italo Svevo lo racconta nelle lettere, l'operaio Cimutti è venuto, oppure Bravin, che è un altro nome che è qui presente, gli è nata una bambina e appena è nata me l'ha portata in fabbrica per pesarla sulla bilancia. Sono cose che veramente, no, ti fanno entrare dentro un ambiente. Ho iniziato dicendo che il Veneto era un Veneto povero, dove si lavorava e dove si faticava, no? Però sai, se te lo raccontano così in maniera astratta nei libri di storia è un conto. Se Italo Svevo, che lo narra attraverso, come in questo caso, i racconti muranesi, assume un'altra umanità. Penso che possiamo... Sì, facciamo se c'è qualche... E così vi ringrazio per la vostra attenzione, e se avete qualche curiosità... Se c'è qualche domanda, qualche curiosità. Anche perché abbiamo aperto un cantiere di lavoro su Italo Svevo a Vittorio Veneto. Ma a scuola a Vittorio Veneto lo facevano leggere Italo Svevo? Non credo. Non ho studiato a Vittorio. Non credo. Quindi... Solo noi triestini facevano... No, anche Conegliano. Anche Conegliano? Ok. Appena discusso. Sì, comunque a me sì. Bene, allora Grazie ringraziamo il professor Frantus e il dottor Zagonel senz'altro. Grazie a tutti e a presto.